Buongiorno, siamo qui a Santa Margherita per conoscere e intervistare quello che è tutta una leggenda a Santa Margherita, ovvero sia Luciano De Angelis, che in questo caso, anche su incarico del comune e dell'Ascon, si sta occupando della deco del gambero rosso di Santa Margherita. Ecco qui davanti a noi. Buongiorno. Niente, il gambero rosso, il gambero viola o rosso di Santa Margherita è un'eccellenza del nostro mare ligure. Viene chiamato di Santa Margherita perché è stato pescato con i primi pescherecci a motore proprio dai pescherecci qua di Santa Margherita e viene pescato al largo di Moneglia sino al largo di Savona, a una profondità dai 600 agli 800 metri. E la particolarità di questo gambero è la sua freschezza, perché viene pescato e venduto entro le stesse 24 ore, per cui non ha nessuna sostanza chimica, niente, si può mangiare subito crudo e è sempre fresco tutte le sere, tranne il sabato e la domenica, oppure quando c'è il mare mosso che non possono andare a pescare. È un gambero molto saporito, è ben compatto, è molto bello anche visivamente, con un bel rosso viola Ferrari, diciamo. Lo conoscono gli stranieri? Beh, ormai sta cominciando ad essere conosciuto un po' quasi da tutte le parti, stiamo cercando di farlo conoscere anche in tutto il mondo. Siamo sempre sicuri che quando troviamo un gambero rosso è quello di Santa Margherita? E appunto, stiamo cercando di prendere la deco, ormai ci siamo quasi, manca più poche, proprio perché i ristoranti che possono mettere il gambero di Santa solo se hanno il bollino della deco, se no non possono mettere il gambero di Santa. E poi ci saranno dei controlli tramite comune e capitaneria che andranno nel ristorante a verificare se effettivamente è il gambero di Santa. Per cui è un autocontrollo anche per gestirci noi ristoratori, da sapere che tutti diano veramente il gambero di Santa Margherita. Come lo descriverebbe come gusto? In cosa si differenzia dagli altri gamberi? Dagli altri gamberi è un po' uguale a quello di Sanremo, che anche quello è fresco, e gli altri sono o abbattuti o congelati, per cui subiscono un trattamento chimico per mantenere il colore, mentre il nostro, essendo pescato e rivenduto nelle stesse 24 ore, è il gambero più sano e buono di questo. È buono. D'accordo, ringraziamo Luciano De Angelis e avevo tralasciato all'inizio proprietario del ristorante La Cambusa, sempre a Santa Margherita, e vi faremo vedere subito dopo com'è questo gambero. E adesso Luciano De Angelis ci spiegherà che cosa sono queste delizie che vediamo. Allora, cominciamo dal gambero bianco rosa, che viene pescato anche adesso, ma anticamente veniva pescato con i pescherecci a vela. Poi con l'evento dei motori hanno cominciato a pescare il gambero di Santa, che è questo. Vediamo bene qual è il gambero di Santa. Questo qua è il gambero di Santa. Bellissimi i colori. Che in mezzo ogni tanto si trovano anche i carabineros o i pelosi, che sono un viola più opaco, un po' più brutto come gambero, però anche quello molto gustoso. Il gambero bianco viene messo più nell'insalata di mare. E come vengono serviti di solito? Questi qua vengono mangiati o crudi, anche come gli scampi, questi qua sono sempre i nostri scampi, questo qua è uno scampetto, crudi, oppure in padella con olio, limone, vino bianco, ai ferri, nelle grigliate, cioè metti da tutte le parti, cioè sia i bianchi che i rossi, non c'è nessun problema. Bellissimi, e che colori? Sì, i colori sempre belli. Questa ha le trasparenze che questo qua invece non ha, è un gambero che costa meno, un po' meno pregiato, però non è che ne pescano tanti, nella cassetta di gamberi ogni tanto se ne trovate qua. Va bene Luciano, ti ringraziamo e ti salutiamo dal tuo bellissimo locale, La Cambusa a Santa Margherita.